Facite brava, perché già vi sento, ma quello pochi sono pochi. Se poi quella perde, se la Roma poi perde, signori fate i bravi, eh. Allora, faccio questo video, sta finendo la partita, però non è una Roma morta, questa è la cosa bella. E che nella sconfitta non possiamo dire la Roma è morta, è scoppiata così. Difficoltà, perché Bologna gioca bene a pallone e la copertina, il vostro like, perché la copertina provocatrice, provocatoria. Zirkzee mi dà quell'impressione che quando lo guardo giocare dico ma è destro e sinistro, perché poi lo sappiamo che è destro quando tira i rigori, ma alle volte fa delle cose col sinistro che veramente sembra ambidestro. E noi gli ambidestri li conosciamo, per esempio Zielinski. Però, Simone Verdi, iscrivetevi al canale, lasciate il like. Scusate, sono un po' lazy oggi, non voglio stare nello studio, l'editing, niente. Se vi va, ve lo guardate questo video, che parte da Zirkzee, ma che ovviamente parla di Thiago Motta, e approfitto perché faccio sempre questo errore io. Alle volte certe notizie o certe cose di cui si parla mi passano davanti, molti me le scrivono in privato, insomma su Instagram, ne parliamo in privato e non sempre riesco a coprire tutto perché ho questa convinzione di che non faccio un video inutile solamente per esempio per commentare le parole di Lozano, no? Le parole di Lozano che per molti sono state scambiate come dette ieri o pochi giorni fa, non le ha dette ieri, è parecchio tempo che quell'intervista era uscita, vista, commentata con gli amici in privato, ho detto vabbè, sta dicendo delle cose che noi già sappiamo, inutile fare un video che rimarca le cose di cui abbiamo già detto, però è un errore mio perché è importante per lo storico parlare di tutto e appena esce qualcosa devo convincermi che devo parlare anche delle cose che mi sembrano a volte inutili e anche purtroppo ripetere, gli amici bellini, quelli là, insomma, che si vedono tutti i video, mi perdoneranno se ogni tanto dovrò ripetere dei concetti già espressi. E uno di questi è proprio quello lì di Thiago Motta, e cioè il concetto è ADL l'intuizione giusta l'aveva avuta ancora una volta, e infatti mi sono permesso di ritwittare un mio stesso Twix. Attenzione, il cross Skorupski, perché l'aveva avuto, perché con Thiago Motta tu avevi preso un allenatore che è evidente che dà una mentalità alla squadra, un gioco, perché vedi Calafiori che tipo di giocatore moderno che è diventato, da centrale difensivo va sulla fascia, si inserisce, una roba bellissima. Però Calafiori non è Maldini, Zirkzee è più forte di Higuain, quella è la provocazione. Vediamo che carriera farà Zirkzee, perché il problema di Higuain era la mentalità, si è visto come ha mollato quando poteva, probabilmente con la sua tecnica, poteva giocare per molti più anni, e là la differenza. Attenzione, il gol 4-1. Oh, bandierina. Questo fa entrare pure giocatori sconosciuti, vabbè, quando ne infiducia una squadra con il suo allenatore. Insomma, la mentalità fa la differenza nello sport. È facile si possono fare milioni di esempi e ci sono giocatori baciati dalla fortuna con grandissima tecnica, con grandissima fisicità, che poi si perdono se non hanno la mentalità dell'atleta, la mentalità di quello che vuole andare oltre, di quello che si vuole mangiare gli avversari. E secondo me Higuain, baciato da una tecnica sopraffine, il famoso 9 con i piedi del 10, è quel giocatore là. Se Zirkzee dimostra di avere la fame quando cambierà squadra, allora può diventare anche più forte, perché veramente sta facendo delle cose. Maronna, mio pallone. Niente. Sta facendo delle cose che da giocatore superiore. E la domanda è questa: se tutti quanti noi adesso diciamo il Napoli ha 200 milioni sul mercato, è l'unica squadra che può spendere, tutte le altre hanno i debiti, eccetera, eccetera, mi spiegate il perché
io ho la convinzione che su Zirkzee non ci possiamo mai arrivare. Cioè, mi spiegate il perché, e De Laurentiis se lo deve chiedere, perché una squadra che avrà il più grande, l'ha detto Bellinazzo, guardia di finanza, calcio e finanza. Il Napoli avrà un potere d'acquisto a livello economico pazzesco, ma mi spiegate perché io già so che Zirkzee non può venire a Napoli? Siamo la squadra che vende Osimhen, vediamo come lo vendiamo, se riusciamo a vendere. Quindi abbiamo soldi a palate, devi scegliere il più forte in circolazione, David, Gimenez, Gyökeres, tutto quello che vuoi dire. Devi scegliere il più forte in circolazione. Se vuoi andare sul sicuro, prendi quello che il campionato italiano lo conosce già, quindi non è una scommessa. Si è svezzato contro questi difensori. Oh, Loga, e a Roma non molle. Mentalità. Adesso la Roma che deve finire la partita con l'Udinese. Non fate i cretini con la classifica, la Roma deve finire una partita e poi l'Atalanta deve recuperare una partita. Non fate i cretini che abbiamo gli scontri diretti e ci fanno a fettine. Perché il Napoli ha mollato molto prima. Appena si sono dette 11 finali, il Napoli ha chiuso, i rubinetti, ha detto è finito il campionato, non c'ho voglia. Alla Higuain. Perché lui a un certo punto... Il Napoli è Higuain. E perché? Perché Baciatica, perché ce l'abbiamo il talento. E perché il Napoli non sa di non essere... Io so che il Napoli non è attrattivo per Zirkzee se si guarderà intorno. Questo è il problema. Se siamo quelli là che economicamente ce lo potremmo anche permettere, come mai ho la sicurezza che il Napoli non se lo può prendere? Dovresti prendere... Cioè, c'hai il budget, ti puoi prendere l'allenatore che vuoi, proprio quello che vuoi, e invece ogni giorno cambiano i nomi sui giornali. È sceso Conte, in pollo ora c'è Pioli, e in italiano non se ne parla più, però si parla di Gasperini, ma benvenuto Possanzini, ma perché Barone è una cattiva idea? Parliamo di Vecchia, parliamo di questi qua. Vi renderete conto che si viaggia in alto mare e vorrei proprio capire il perché. Ma lo capiremo. Io volevo fare oggi un controeditoriale, ma ci ho pensato su perché mi interessa poco. Mi interessa più ribadire le cose che ho detto io e invece di prendere le cose che hanno detto gli altri, metterle a confronto, far fare una brutta figura. Il problema di Chiari lo sapete qual è? Lo dico tranquillamente, mi fotto proprio. Tanto non devo collaborare proprio con nessuno. E se mi chiamano dico di no. È già capitato. Il problema è che lui si confronta con Twix, che è un posto generalmente brutto, molto volgare, che si appigliano alle virgole e te le rinfacciano, e lui ci sta malissimo. E dice, ma perché mi pigliate in giro che ho detto che il mercato era buono e poi invece non mi dite bravo quando avevo detto le cose brave, quando le avevo indovinate? Poi fa un po' di confusione perché lui dice avevo detto il mercato 7, però avevo detto 8. E poi avevo detto che il mercato di gennaio era tremendo. E no, io l'ho postato su Twix il tuo voto al mercato di gennaio, avevi detto 6,5, 7, e se esplode in gonghe era anche di più, e poi hai detto Popovic è la grande... E quindi purtroppo è la vecchia generazione dei giornalisti che soffre i social. Lo soffro perché i social ricordano tutto. Allora io, essendo non un giovane maturo, sono un giovane maturo, però conosco i social e so che lo storico resta, io quando devo dire una cosa o la dico che sono proprio convinto e si può tornare indietro e vedere, per esempio Tiago Motta, l'intuizione era ottima, e perché Tiago Motta ti dice di no? Per i motivi che De Laurentiis sa, è semplice. Oppure mantengo un pochino il profilo più basso, sono possibilista, e se uno non ha spaccato niente quando abbiamo chiuso il mercato così, è perché ve lo ricordate cosa dicevo? Io me lo ricordo. Dobbiamo dare un po' di credito a De Laurentiis. De Laurentiis se l'è meritato con quest'anno e dobbiamo dargli un po' di credito. Ecco perché non sono uscite le rivoluzioni da parte di tutti, così ha detto vediamo, magari ha messo di nuovo, ha trovato un'altra aragosta, e invece no. Di conseguenza un po' di possibilismo, però io spero che abbiamo le idee chiare, perché non sarà Zirkzee,
ma servono grandi giocatori, serve un allenatore bravo, possibilmente esperto. Se non riesci a beccare uno dei nuovi come Thiago Motta, che è proprio perfetto per la Juve, perché è anche antipatico il giusto, se non riesci a trovare uno di questi nuovi, che secondo me nell'ambiente Napoli te li mangiano vivi. Si è parlato pure di De Zerbi di nuovo. Se li mangiano vivi, devi trovare a uno che ha le spalle grosse, che riesce a resistere ai primi attacchi, visto che la società non li difende. Questo è tutto. Da New York Valerio Fluto è tutto. Zirkzee è più forte di Higuain in potenziale. Poi se Zirkzee fa la fine che deve fare, usate questo video e prendetemi in giro. Non andrò in freva come Fagliariello, ve lo giuro, ma la Champions, le coppe non cubano punti. Poi vi porto i dati, ve li riporto i dati, perché quelli attenti se li ricordano già.